Siamo sull'Isonzo, un fiume che ho avuto modo di conoscere quest'estate nei periodi caldi per venire a fare il bagno, però oggi sono col SUP. Questo fiume nasce in Slovenia a più di 2300 metri d'altezza, è il fiume che ha una portata d'acqua maggiore di tutto il Friuli Venezia Giulia. Ha la particolarità che divide linguisticamente il territorio sloveno e italiano nelle città di Gorizia e Nova Gorica e arriva fino a qui. Anche qui si crea un'altra divisione linguistica, lì si parla friulano. Nel corso degli anni sia l'Italia che la Slovenia hanno modificato quello che è il letto del fiume, cambiando anche l'ecosistema. Il fiume Isonzo è, come il fiume Timavo, un fiume che origina oltre confine. Origina dalla parte slovena, entra in Italia a nord di Gorizia. Ovviamente come agenzia noi monitoriamo il corso d'acqua in territorio italiano. Possiamo dire che lo stato di qualità è uno stato diciamo altalenante, lo stato ecologico spesso risente delle portate del corso d'acqua, che sono determinate dagli impulsi che arrivano dalla diga di Salzano. Questo perché? Perché oltre confine c'è questa diga a scopo idroelettrico che rilascia la quantità d'acqua in funzione della produzione energetica, del fabbisogno energetico dello stato confinante. Questo fa sì che nel corso d'acqua durante l'anno non ci sia sempre la stessa portata. Ovviamente avendo un andamento ad impulso, diciamo sinusoidale, quindi abbiamo quest'onda che sale e riscende, quando abbiamo minor quantità d'acqua, la minor quantità d'acqua va ad influire sullo stato ecologico perché va a scompensare le comunità biologiche presenti. Il corso d'acqua dal punto di vista chimico sta sostanzialmente bene, però se andiamo a ricercare, a vedere quali sostanze noi troviamo all'interno del corso d'acqua, troviamo anche qui sia nutrienti e sostanze che sostanzialmente derivano dagli apporti di acque reflue che provengono dai depuratori piuttosto che da scarichi presenti lungo il corso del fiume, ma anche troviamo delle sostanze che provengono dall'attività agricola sostanzialmente. E anche queste hanno concentrazioni variabili perché dipendono dalla quantità d'acqua. Per esempio, nella zona dove abbiamo il Vipacco che si immette nell'Isonzo, abbiamo sicuramente la presenza di fitosanitari provenienti dal drenaggio del Vipacco sulle zone agricole slovene, ma queste non creano dei problemi di tipo ambientale perché vengono diluite dalla massa d'acqua presente nel fiume. Proprio accanto alle foci dell'Isonzo troviamo la laguna di Grado e Marano. Andiamo a farci un giro.
Siamo arrivati nella laguna del Grado Marano, un posto perfetto per il SUP mi dicono. Qui la zona è piena di secche, barene e canali. Poi col SUP l'impatto ambientale è zero. Andiamo! La laguna è un ambiente molto particolare, è in continuo cambiamento, sono una zona di transizione, infatti vengono chiamati ambienti di transizione, perché non sono mare, non sono terraferma, non sono neanche propriamente acqua dolce. Sono ambienti in qualche modo estremi, perché presentano delle variazioni estreme di salinità, per esempio, perché appunto si formano in prossimità dei fiumi, quindi degli apporti importanti di acqua dolce. Viceversa, se sale la marea è l'acqua di mare a entrare nelle lagune e quindi tende a portare il suo carico di sale. Tutto questo fa sì che gli animali che abitano la laguna si trovino a dover affrontare questa variabilità profonda, diciamo. Il vantaggio è che sono comunque degli ambienti per certi versi tranquilli e ricchi di nutrienti, ricchi di cibo, di piccoli crostacei che poi vanno a nutrire pesci ma anche uccelli per esempio. Tutte queste caratteristiche però stanno cambiando, le temperature stanno gradualmente aumentando, ma anche la ricchezza del mare, i nutrienti che arrivano dal mare in questi ultimi anni abbiamo notato che si stanno riducendo, quindi il carico di nutrienti è diminuito e questo ha avuto una serie di conseguenze a catena ovviamente. Qui la zona è piena di volatili e ogni tanto in mezzo ai casoni troviamo qualche umano. E i pescatori lagunari sono una categoria di pescatori molto particolare, diciamo, perché operano con mezzi di piccola portata e sono dei conoscitori molto profondi del loro ambiente, perché è proprio necessario conoscere le barene, le secche che si formano, le portate dei fiumi per riuscire, è un dedalo la laguna, quindi una specie di labirinto dove solo loro sanno orientarsi. Sono strettamente connessi al loro ambiente e sono in continua frequentazione di questo ambiente. Per questo motivo noi ricercatori tante volte impariamo da loro, anche perché loro frequentano l'ambiente molto più di quanto riusciamo a fare noi. Quindi è molto importante riuscire a parlarsi e riuscire ad avere questi scambi con loro. I cambiamenti in mare, come anche nell'ambiente, ci sono sempre, ma stanno avvenendo in tempi molto rapidi. A risentirne ovviamente anche la pesca che utilizza queste risorse, soprattutto quella pesca piccola artigianale condotta su piccola scala che è molto selettiva, tarata proprio su queste risorse. Per quanto piccolo questo golfo è molto importante, molto interessante, un po' un laboratorio a cielo aperto. Per esempio alcuni pesci che costituiscono delle specie economicamente interessanti sono tipiche dei mari del nord e tra questi pesci per esempio abbiamo la passera di mare che abita le lagune, abbiamo lo spratto che viene
chiamato popolarmente papalina. Abbiamo anche altre specie nordiche, come alcune specie di merluzzi, per esempio il nasello, che è più tipico dei mari del nord, o ancora il merlano. Per parlare di filtratori nella laguna è sicuramente importante menzionare per esempio quella che è stata una specie aliena a suo tempo, che è la vongola filippina, che è stata introdotta volontariamente in quanto le popolazioni naturali della vongola verace che si trovava in laguna erano entrate in sofferenza. Poi è successo che con i cambiamenti veloci di questi ultimi anni la stessa risorsa allevata, che era aliena e che quindi era più resistente e via dicendo, anche questa è entrata in difficoltà. Quei pochi pescatori che stanno in ginocchio 6-7 ore per pescare quei 20-30 kg di vongole veraci una a una a mano, cioè non ci sono attrezzi che quindi si spostano, in base anche alle maree si spostano nelle varie zone dove è possibile pescare. In questi ultimi anni molto in sofferenza perché purtroppo le vongole veraci in laguna di Marano sono venute a mancare o c'è una produzione proprio minima. La categoria cerca di far fronte a tutte le difficoltà che vengono avanti restando uniti, quindi diciamo che l'unione fa la forza. Come tutte le lagune, esse si formano dall'apporto dei detriti e dell'acqua dolce derivate dai fiumi. In questo caso abbiamo il fiume Stella, l'Ausa e il Corno. Siamo nella Bassa Friulana, vicino alla laguna di Grado e Marano. Qui i fiumi Corno e Ause si uniscono alla foce e sono utilizzati per la produzione industriale. Siamo arrivati di fatto al centro della pianura friulana, a ridosso della gronda lagunare e parliamo di fiume Ausa, fiume Corno e fiume Stella. Sono tre fiumi di sorgiva che di fatto drenano tre aree leggermente diverse, o meglio il fiume Ausa e il fiume Corno sono a ridosso di importanti zone industriali, in particolare della zona industriale dell'Ausa Corno. Il fiume Stella drena principalmente aree di tipo agricolo. Le sostanze che portano sono diverse. Se parliamo del fiume Stella abbiamo principalmente sostanze legate all'agricoltura, quindi nutrienti e fitosanitari che poi ovviamente vanno in laguna perché il fiume sfocia in laguna. Se parliamo di Ausa e di Corno possiamo drenare sostanze derivanti dall'impatto antropico. L'esempio classico che noi facciamo è che il fiume Ausa, attraversando la zona industriale dell'ex Caffaro, è stato uno dei vettori che ha portato parte del mercurio presente nella nostra laguna. Sono venuto a fare una pagaiata sul fiume Stella. Questo fiume è davvero particolare. Qui possiamo trovare tra le sue anse delle specie botaniche molto rare.
fiume Stella è un fiume importante, forse uno dei più importanti nella zona udinese, nella bassa udinese come fiume di sorgiva. È un fiume con una portata molto elevata che attraversa appunto tutta una serie di zone agricole principalmente. È un fiume importante nella zona delle sorgenti e un po' come in tutta la zona delle sorgive si creano questi affioramenti di acqua che creano anche dei biotopi naturali molto importanti dal punto di vista della biodiversità e del pregio naturalistico. Le stesse foci dello Stella sono anch'esse importanti come riserva delle foci dello Stella. Lo Stella è un fiume appunto di sorgiva, significa che la sua sorgente, le sue acque affiorano da sottoterra e formano questo corso d'acqua con un andamento più o meno sinusoidale, a meandri cosiddetto, e che appunto attraversando il territorio risente di quelle che sono le sostanze che l'uomo rilascia sul territorio attraversato, in particolare dal punto di vista agricolo. Alcune aree a ridosso del tratto del fiume sono aree senza vegetazione spondale e questo fa sì che ci sia più dilavamento delle sostanze agricole che troviamo poi in laguna. Non solo, essendo un fiume che origina da sottoterra, perché abbiamo quest'acqua che appunto riaffiora naturalmente, ci sono sostanze che arrivano dalla parte nord. O meglio, sono sostanze che sono presenti a nord delle risorgive, nella zona dell'alta pianura friulana, che scendono per drenaggio naturale nelle acque sotterranee e che poi riaffiorano nella zona delle sorgive. Il nostro viaggio prosegue verso ovest, verso una delle mete che l'uomo non è stato in grado di alterare, verso un fiume che è rimasto inalterato dal punto di vista dell'idromorfologia nel corso degli anni. Stiamo parlando del tagliamento. Il tagliamento è particolarissimo, è uno dei fiumi più strani e particolari del mondo. In Italia è sicuramente l'unico. Si dice che ha canali intrecciati. Nasce vicino alla provincia di Belluno, per poi finire a Lignano. Il fiume Tagliamento è suddiviso in circa 14 tratti, cosiddetti corpi idrici. Per ogni tratto abbiamo una stazione di monitoraggio che ci permette di definirne lo stato di qualità. Lo stato di qualità sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista chimico. Il fiume Tagliamento ha una situazione dal punto di vista dello stato ambientale altalenante e diversificata. O meglio, abbiamo pochi tratti che hanno già raggiunto lo stato di qualità, gran parte del corso d'acqua non ha raggiunto lo stato buono previsto dalla normativa perché è influenzato da diverse pressioni di tipo antropico. Nella parte un po' più alta, diciamo la parte di monte, abbiamo uno stato ecologico che viene influenzato in particolare dall'assenza d'acqua, o meglio dai prelievi idrici che ci sono a scopo idroelettrico per esempio, ma anche a scopo agricolo. Se andiamo verso valle invece il corso d'acqua ovviamente attraversa centri urbani, attraversa aree industriali, attraversa zone agricole e sono queste ad influenzare sullo stato di qualità del corso d'acqua. Ovviamente siamo all'interno di un ciclo dell'acqua, le sostanze che stanno in atmosfera poi possono ricadere tramite la pioggia sostanzialmente o ricadere per deposito naturale e queste ce le ritroviamo sul suolo ma ce le troviamo anche nell'acqua. Le troviamo oggi, non le trovavamo magari 6 anni fa solo perché abbiamo
aumentato il grado di dettaglio con cui facciamo le analisi. Il monitoraggio delle acque è stato introdotto a partire dall'anno 2000 con una direttiva europea, la 2060, poi recepita in Italia nel 2006, ed è un monitoraggio fondamentale per conoscere lo stato di qualità dei nostri corsi d'acqua. Il monitoraggio è dato da due componenti principali che mi porta a definire lo stato ambientale di un corso d'acqua. C'è una parte ecologica ed una parte chimica. La parte chimica è semplice, è il vecchio monitoraggio che si faceva una volta prima del 2000 sostanzialmente. Si prendono dei campioni d'acqua, li si porta in laboratorio e si cercano determinate sostanze. Dopodiché controllo l'esito dell'analisi con i limiti normativi e definisco il cosiddetto stato chimico. Noi monitoriamo i corsi d'acqua 4 volte all'anno e poi la norma prevede di fare un valore medio del risultato e confrontarlo con i valori limite. ARPA, dal punto di vista del monitoraggio chimico, ha un laboratorio molto all'avanguardia, tanto che è uno dei laboratori di riferimento del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente e facciamo anche analisi per altri stati, per esempio per la Repubblica di Malta. Noi non ricerchiamo solo quel centinaio di sostanze presenti in normativa, normate, quindi che hanno dei limiti, ma cerchiamo anche quelle che sono le sostanze emergenti, che magari sono sostanze che un domani potrebbero essere recepite in normativa e quindi entrare in normativa. In particolare ricerchiamo per esempio i farmaci e stiamo riscontrando effettivamente che nelle nostre acque alcuni farmaci che vengono utilizzati normalmente da tutti noi sono in concentrazioni importanti. Poi c'è lo stato ecologico. Lo stato ecologico è definito da vari parametri. Abbiamo una parte definita dalle analisi chimico-fisiche, quindi sostanzialmente i nutrienti presenti nei campioni d'acqua raccolti. Poi andiamo a monitorare alcune componenti biologiche, che sono le diatomee. Le diatomee sono delle piccole alghe unicellulari con il guscio siliceo, quindi un guscio di silice duro, e queste vivono aderenti al substrato, aderenti ai sassi che troviamo sul fondo dei corsi d'acqua. Poi monitoriamo la struttura della comunità biologica legata ai macroinvertebrati bentonici. Per esempio sono larve di zanzare piuttosto che gamberetti di fiume e così via. Poi abbiamo la parte vegetale, che sono le alghe e le piante acquatiche. Andiamo a monitorare anche la comunità ittica. Definiamo lo stato ecologico per ciascun componente. Lo stato ambientale è dato dall'esito dello stato chimico e dello stato ecologico. Vince sempre il peggiore, quindi siamo molto cautelativi. Le conoscenze che noi raccogliamo sulle acque, come anche su altre matrici ambientali, sono messe a disposizione della comunità scientifica, ma anche dei decisori, per poter definire e individuare quelle che sono le azioni e le misure da adottare per garantire la tutela della salute di tutti noi cittadini. Proseguiamo il nostro percorso vicino alle foci del Tagliamento. Andiamo a confine tra Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Andiamo a Lignano Sabbiadoro.
Ho percorso tutto il tagliamento e sono arrivato fino a Lignano. Qui, in mezzo al mare, troviamo le trezze. Le trezze sono delle strutture rocciose, simili a delle barriere coralline, ricche di biodiversità. Le trezze nascono da fuoriuscite di gas dal fondale marino che ha consentito la deposizione di carbonati. Su questi primi aggregati si sono insediate poi delle microalghe calcaree che hanno aumentato la dimensione di questi affioramenti, che in alcuni casi raggiungono anche il metro e mezzo e anche una dimensione orizzontale notevole, per cui sono proprio delle montagnole che interrompono questa distesa di sabbia che è l'Adriatico settentrionale. Questi ambienti sono stati immediatamente colonizzati da altri organismi e hanno rappresentato anche un punto di protezione per molti organismi marini, molti pesci, molti crostacei. Infatti si è visto un arricchimento della biodiversità proprio in queste aree. Dopodiché una pesca forse indiscriminata al tempo, che faceva uso di reti a strascico, li ha ovviamente rovinati, però devo dire che i pescatori poi hanno capito che era meglio mantenerli, anche perché questi ambienti facevano sì che il pescato potesse essere molto più ricco di specie particolari, per cui i pescatori sono diventati tra i primi protettori di questi ambienti. Noi con il progetto Tre Coralla abbiamo riportato l'attenzione su questo, andando ad analizzare le differenze tra i diversi affioramenti, andando a comprendere quali fossero i principali rischi, i principali impatti e come poter proteggere in qualche modo questo ambiente. Al progetto Tre Coralla è seguito un altro progetto che si chiama Tre Tamara. Abbiamo mantenuto questo tre come acronimo da Trezza proprio, e che ha messo a punto anche un sistema, diciamo, di buone pratiche per riuscire a mantenere e a proteggere questi ambienti particolari.